Allarme per i fiumi Piave e Tagliamento, superata l'alta marea, ma il rischio rimane. A causa delle intense piogge a monte, i fiumi Piave e Tagliamento hanno provocato preoccupazioni nell'area orientale del Veneto. Lunedì si è vissuta un'ansiosa attesa per il superamento dei livelli di piena, che si sono verificati nel pomeriggio e durante la notte. In alcune zone sono stati superati i livelli di allerta di primo o secondo grado. Il monitoraggio continua. SEST, ultime assunzioni dall'ex ACC. Chiesto un altro mese di cassa. A dicembre saranno assorbiti gli ultimi 31 operai della fabbrica di Mel che mancano ancora all'appello. SEST conferma l'assunzione degli ultimi lavoratori dell'ex ACC Wanbao nello stabilimento di Borgo Valbelluna secondo quanto previsto dall'accordo, ma prosegue la richiesta di cassa integrazione che si concluderà per quest'anno a dicembre. Lunedì la direzione della SEST di Limana ha incontrato i sindacati per fare il punto della situazione di entrambi gli stabilimenti. Il 4 novembre, l'Auditorium Ferraro darà il via alla 18ª rassegna al Tivoli a teatro con la commedia degli equivoci C'è Agnoca de me Fioea, a cura della Compagnia del Mondonego di Torreglia. Regia di Sabrina Lazzari. Il divertimento continuerà l'11 novembre con Chi la fa, l'aspetti, della compagnia La Malcontenta di Malcontenta, testo e regia di Ivan Di Noia. Il 25 novembre, spazio allo spettacolo Le Tre Marie con la compagnia NN di Loreggia, regia di Roberta Chinellato. Infine, il 2 dicembre, Tresca all'Arsenico con la compagnia La Caneva di Lorenzaga di Motta di Livenza. Una serie di spettacoli divertenti e adatti a tutta la famiglia. La scorsa notte una quindicina di giovani trevigiani, di cui metà minorenni, sono stati ricoverati negli ospedali di Treviso, Castelfranco Veneto e Montebelluna a causa di eccessivo consumo di alcol durante le festività di Halloween. 2 di loro sono stati ricoverati in coma etilico. Il direttore generale della ULS2 di Treviso ha suggerito di abolire Halloween a causa degli effetti negativi osservati.